Non la solita truffa online via mail, di più, la banda di frodatori, fingendosi dirigenti della banca di turno, si spingeva oltre, chiamando pure al telefono i truffati per chiedere loro di non accedere al conto corrente online per 24 ore, avendo così il tempo necessario per svuotarlo. Truffatori smascherati grazie alla denuncia di uno studente ventenne di Loria, che dopo aver fornito i codici d'accesso si è ritrovato un ammanco di 2.000 euro. L'indagine è partita da una denuncia querela presentata da un cittadino di Loria presso la stazione Carabinieri di Riese Pio X, quindi è stata iniziata questa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso e che ha permesso di individuare i responsabili di questa truffa in 5 soggetti già conosciuti alla giustizia, residente in area campana, responsabile appunto di truffa in concorso. I 5 truffatori, tutti napoletani di età compresa tra i 20 e i 75 anni, già con precedenti penali, ora denunciati, sebbene a piede libero, con la tecnica di finti SMS, finte mail di banche e uffici postali, con il ventenne di Lori di Castelfranco, erano riusciti a svuotare i conti di un totale di 15 risparmiatori, agendo anche in Lazio ed Emilia Romagna, per un importo totale di ben 50.000 euro. Così dalle indagini dei carabinieri di Castelfranco. Questa vittima, che ha presentato denuncia querela, è stata avvicinata attraverso un SMS che gli è giunto sull'utenza telefonica, dove compariva un link che è risultato essere falso, apparentemente riconducibile a un istituto di credito. I consigli dei carabinieri a non fornire dati sensibili, quali i numeri e le password dei conti correnti. Si tratta di truffa e svuotaconto. Nel dubbio chiedere consiglio su come procedere alle stazioni carabinieri che sono sul territorio.